I primi a chiudere, gli ultimi a riaprire, accessi contingentati, tanti problemi per le piscine del Veneto che si trovano davanti a una situazione davvero molto complicata e adesso arriva anche la tegola dell'innalzamento dei costi, delle materie prime, delle utenze. Per questo motivo le piscine e gli impianti natatori hanno deciso una clamorosa serrata. Domenica mattina tutto chiuso. Centinaia di giorni di chiusura, un crollo negli accessi quotidiani e ora gli aumenti nelle bollette e nei costi delle materie prime mettono in grande difficoltà questi impianti. L'ultima bolletta, questa di dicembre, che è l'ultima che abbiamo potuto visualizzare, siamo passati dai 6.230 euro del 2019 ai 25.130 del 2021. Quella di novembre è passata dai circa 4.000 euro ai circa 18.000 euro. Le bollette di questi mesi porteranno inevitabilmente a un'esplosione dei costi che però i gestori non intendono scaricare sugli utenti. Non è corretto che l'utente finale poi sia il vero destinatario di un aumento che non dipende da noi. Ecco perché la serrata di domenica, per far comprendere alle istituzioni, che sia l'istituzione romana ma anche l'istituzione europea stessa, che strutture che gestiscono un servizio pubblico hanno la necessità di essere supportate in questa fase, che dopo sicuramente avrà diverse evoluzioni, ma per mantenere in piedi questa struttura non può essere pensata la soluzione sui nostri utenti. Una strada però c'è: l'evoluzione di questi impianti da strutture sportive a centri legati alla salute. È la logica evoluzione di questi centri. Pensate che un euro speso in una struttura sportiva equivale a 5 euro spesi nella sanità pubblica. Ecco perché la grande aspettativa a livello normativo ed economico è quello di favorire, come la Regione Veneto su questo sta già cavalcando la marcia con la palestra della salute, e portare ad equiparare quindi lo sport come prevenzione alla salute.